Forse ce l'ho fatta, credo. Oddio, è stato molto difficile questa cosa. Non lo so se ce l'ho fatta. Sì, mi è arrivata la notifica. Ce l'ho fatta. Buonasera a tutti. Scusate, mi sono inguaiata con la tecnologia. Portami via, abbiate pazienza. Buonasera a tutte e tutti. Non so chi tutto ci sia. Vedo che c'è Manu, che c'è Pizia. Quindi un abbraccio. Benvenuti a una nuova puntata live con tutte le cose terribili del caso del canale Labirintando con Iana. Io sono sempre la vostra Iana e Koga di fiducia, sempre inguaiata ma smanettona, pessima. Non so neanche come ho fatto a far iniziare il video, infatti ve lo dico molto, molto francamente. Nel frattempo spero che insomma sia arrivato qualcuno. Non ho dovuto cambiare il link almeno, questa è andata benissimo. Allora, prima di iniziare io ci tenevo a dire questa cosa perché secondo me era molto importante. Penso che abbiate saputo la terribile notizia della scomparsa di Laura Fezzia. Io sono rimasta veramente molto sconvolta ieri di ricevere questa notizia quando mi ha contattato Barbara Marchand per dirmi che Laura non era più su questo piano, insomma. Io avevo fatto la live sui Catari un mese fa sul canale Infinito di Emanuele Palmieri. Ehm, insomma, l'avevo vista che non era super in forma come sempre, però era sempre vitale, sorridente, arguta, intelligente come sempre. Però ecco, io non immaginavo un epilogo del genere. Ci tenevo comunque a dire che mancherà moltissimo, che sono stata veramente tanto onorata di averla conosciuta e di aver avuto occasioni di scambio reciproci, di aver imparato veramente un sacco di cose. Grazie a Laura mancherai tantissimo, ma ti penseremo sempre grazie ai tuoi libri fantastici che hai scritto, tantissimi e meravigliosi. Sicuramente sarà qualcosa da lasciare ai posteri. Detto questo, vedo che vi state avvicinando. Io ogni tanto dovrò tossicchiare, abbiate pazienza, è ottobre, lo sapete come funziona, ormai ogni autunno. Abbiamo in sala d'attesa una splendida donna, una splendida sorella conterranea, una splendida fanciulla, mi veniva da dire, non so perché, e ve la presento subito. Come avete visto dalle anteprime, giustamente, abbiamo con noi Antonella Puddu. Io adesso provo, perché con la scarsezza che mi contraddistingue, provare a farla vedere. Ci sei? Ah, c'è, eccola! Devi mettere l'audio, che l'audio non te l'ho potuto mettere. Ciao Ok, Antonella, eccoti, benvenuta, benvenuta, sono ciao. troppo felice. Dopo varie peripezie ce l'abbiamo fatta. Non so neanche come ho fatto a farlo partire, ve lo dico, ho schiacciato un pulsante a caso, però ha funzionato. C'è stata una parte di me, insomma, che sapeva cosa doveva fare e l'ha fatta in automatico molto bene. Siamo state un po' maledette io e Antonella sicuramente per questo, perché questa è una cosa potente, sappiatelo, questo incontro oggi tra noi due è una cosa bella potente, quindi sicuramente qualche energia non gradiva granché. Io invece sono veramente molto felice di averti qui Antonella, grazie per aver accettato l'invito, è un vero onore averti su Labirintando con Iana. Grazie a te dell'invito, l'onore è mio e anche l'emozione, sono emozionata. Ma dai, ma che sei come a casa tua, no? La casa della Iana, anche tu sei una Iana come me, quindi sei assolutamente a casa tua in questo senso. Perché poi Antonella ci spiegherà esattamente quanto in effetti dei microfoni e insomma, di tutto ciò che è pubblico non ha assolutamente paura. Infatti, Antonella, come sempre facciamo con i nostri ospiti qua sul canale Labirintando con Iana, ti chiederò se puoi presentarti tu stessa, cioè ci racconti un po' chi sei, qual è il tuo retroterra, quali sono i tuoi gusti, che tipo di gelato ti piace, che numero di scarpe hai, qual è il tuo colore preferito, queste cose qua. Bene, partiamo con stile sorrisi e canzoni. Esatto. Allora, il mio colore preferito è il verde, calzo 37, 37 e mezzo, segno zodiacale Scorpione.
Ascendente Bilancia oppure Vergine, per mezz'ora di tempo non si capisce bene, boh, mi piacciono tutte e due, forse la Vergine di più perché è più attaccata alla terra, ma la Bilancia è più artistica e quindi boh, non uscì, magari sono un cuspide tra i due come ascendente. Stai scegliendo ancora? Sì, sì, ancora sono indecisa. E niente, questi i miei gusti, il gusto gelato pistacchio, il mio preferito in assoluto. E niente, sono nata il 3 novembre come Charles Bronson, ma anche come Monica Vitti Ah, come Monica Vitti, qui si spiegano tante cose. e come Pupi Avati. E si spiegano altre cose qui. Cose. Allora, Antonella si è definita con me quando è capitato che gli chiedessero tu di cosa ti occupi, come allora, attrice, come che era? Oddio, multitasking, così era? Era attrice multitasking. Cosa significa questa cosa, attrice multitasking? Allora, multitasking perché, lo ribadisco, perché siamo poco abituati in generale a considerare il lavoro dell'attore o dell'attrice come un lavoro, quindi un po' mi prevengo, prevengo le reazioni degli altri. E poi multitasking perché all'interno del lavoro attoriale, lungo gli anni, sono riuscita a ricavarmi un po' un ventaglio di esperienze, perché quindi non sono soltanto un'attrice di teatro, infatti poi vabbè, dalla pandemia in qua, da quel punto di vista mi sono un po' fermata, però poi ho lavorato e lavoro moltissimo con la radio, un po' con i video, ho iniziato a fare anche dei podcast e quindi a diventare anche autrice, a fare dei laboratori teatrali con i grandi, con i piccoli e quindi diciamo che questo mestiere si è declinato nella mia vita veramente in molte forme e in molti aspetti. Sì, perché poi sennò c'è proprio l'idea di attore come una sagoma sigillata in quel ruolo specifico, che sia cinematografico, che sia teatrale. L'attore è Sì, spesso inquadrato nell'immaginario collettivo a una cosa specifica, in realtà non è proprio sì, così. sì, l'attore deve essere bello, famoso, per carità, ci sono gli attori belli e famosi, le attrici belle e famose, ma ci sono anche le attrici meno belle, meno famose come me, che però comunque svolgono il loro lavoro nella società. Assolutamente, assolutamente. Ascolta, quindi il tuo retroterra di studi invece c'entrava, hai fatto tutta una roba artistica sin dall'inizio? Allora, diciamo che anche quello è estremamente variegato, però dall'inizio, da quando ero bambina, ero comunque una bambina ipercreativa, artistica, inventavo storie a manetta. Uno dei primi ricordi che ho della mia infanzia è che in un angolo della nostra cucina, me lo ricordo ancora, tra il caminetto e la credenza, io mi mettevo faccia al muro e parlavo col muro, inventavo storie, dicevo cose, oppure facevo le mitiche telefonate con la doccia della vasca da bagno e le amiche di mia sorella e mia sorella assistevano a queste telefonate allucinanti, quindi già da piccola ero così, insomma. Sì, sì, avevi già la verve di raccontare storie, insomma. Sì, le storie mi hanno sempre affascinato estremamente e ho avuto la grande fortuna di avere una sorta di tata anzianissima che ha compensato il fatto che io non abbia avuto i nonni, non li ho conosciuti, ho solo dei ricordi, vaghissimi ricordi e poi molte storie che mi sono state raccontate. E quindi ho imparato, uno, che le persone sopravvivono attraverso il racconto e che quindi se non vengono raccontate spariscono. E quindi io i miei nonni li ho conosciuti così, ma ho conosciuto comunque una parte di loro, anche se con il corpo non erano presenti. E quindi già lì stavo introiettando il fatto che il raccontare e l'essere raccontati fosse un elemento fondamentale per non morire. Sì. E poi perché questa, appunto, questa signora che aveva vissuto tutta la sua vita a Napoli come bambinaia, era poi ritornata in paese ed è venuta a vivere nella casa a fianco alla nostra.
E quindi lei per me è stata una cosa incredibile perché mi dedicava tutto il suo tempo, le attenzioni, mi portava con gli altri bambini e mio ci racconto, mi raccontava storie, favole, delle cose incredibili. Inventava per me le favole, le bambole di pezza, apriva un baule, tirava fuori tre pezzi di stoffa e mi faceva una bambola. E comunque anche a casa mia mamma lo stesso raccontava moltissimo e quando magari non ricordava qualcosa mi mandava a casa di una vicina e insomma questo ha fatto parte del mio bagaglio. Anche culturale, che poi no, il titolo di questa nostra chiacchierata è proprio identità e arte, cioè quanto veramente l'arte e l'identità possano essere collegate in questo senso. Allora, ci tengo a dire questa cosa a chi ci sta seguendo, cioè che Antonella è sarcidanese come me, di un paese vicino al mio, tra l'altro un paese che io adoro, particolarmente grazie al fatto che c'è il santuario nuragico che a me dà sempre grandi emozioni, quindi quando posso, a parte che ho anche ricordi, devo dirti questa cosa, non so se te l'ho mai detta, la dico pubblicamente, cioè la prima volta che io sono andata a Santa Vittoria, il santuario nuragico, sono andata con mio nonno a Cicai per Dammotta. E quindi a cercare pietre a pomice per fare i molligedas, come si chiamano? Ah sì. Come si chiama? Allora, praticamente sono delle piccole sorta di statue, miniature, ecco, di mole per il grano antiche. Proprio il coperchio, diciamo, era fatto di pietra pomice per dammotta, come lo chiamiamo noi, Mm-mm. e quindi si trova in abbondanza lì. E poi non so perché, no, 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 dobbiamo andare a Serri assolutamente. Mi aveva portato, vieni con me, andavamo insieme a quest'altro signore che lui era famoso per costruire appunto queste miniature. E sono andata lì con lui, quindi sai, grande ricordo comunque con mio nonno. Io ero già ragazzina bella grande, ero adolescente, però chissà cosa mi era sembrato questa avventura di andare a raccogliere pietra pomice con mio nonno per costruire le miniature di Mole, era stato molto interessante. Comunque io avevo sentito sin da subito l'energia molto forte, credo che assolutamente insomma quel posto sia un posto molto energetico del Sarcidano. Il Sarcidano in realtà è un luogo parecchio energetico. Si tratta di paesini tutti piccolini, quindi tendenzialmente abbiamo comunque una struttura culturale che è la stessa, anche se io e te abbiamo degli anni di differenza, ma assolutamente la struttura è quella, il racconti vicino al caminetto, se non si ricorda qualcosa ti manda a casa della vicina, se no c'è la zia, la telefonata una volta ogni tanto per sapere appunto le cose. Ma tu te la ricordi quella cosa? Stavamo parlando l'altro giorno, abbiamo una bettia tra di noi, cioè un litigio tra di noi, eccetera, eccetera. Io credo che siamo cresciute più o meno allo stesso modo in questo senso, dove la fantasia comunque c'era assolutamente, non permessa, era d'obbligo, no? Quando eravamo ragazzi. Sì, beh, pane quotidiano, come era pane quotidiano andare a Santa Vittoria e quindi anche io mi ricordo avevo una delle mie insegnanti delle elementari che per me è stata fondamentale a livello di formazione che ci portava spesso, ci parlava dei nuragici, già da bambina sapevo delle ordalie fatte con l'acqua sacra del pozzo sacro, quindi quando tu cresci in un paese dove c'è un pozzo sacro, vivi comunque con la sacralità che fa parte del tuo quotidiano e sei abituata ed educata a rispettare certi spazi, certi luoghi e quindi il sacro è quotidiano. Sì, non è un sacro per forza istituzionalizzato, ma molto legato alla comunità, molto legato alla natura, perché il pozzo poi rappresenta proprio questo, crescere in quel modo lì ti dà proprio una visione anche dell'esistenza molto differente rispetto a altre realtà, diciamo, no? Assolutamente, ma poi sono degli stimoli eccezionali per la fantasia. Mi ricordo alle elementari avevamo inventato una storia spy gialla ambientata in un nuraghe, io con una mia compagna di scuola. Bellissimo. E, cioè, per forza di cose esci un po' così, non c'è Veramente Marolla, no? fantastico. Per forza, per Per forza. forza, per forza.
Allora, attualmente quindi io e te ci siamo incontrate, diciamo anche questa cosa, cioè ci siamo rincontrate perché poi abbiamo scoperto di conoscerci da un Sì. sacco di tempo. Cioè, la verità è quella, ci siamo riconosciute perché ho partecipato e sono stata intervistata per il programma su Rai, Radio Rai Sardegna. Brujas, l'avevo detto anche alla mia comunità, solo che per il fatto che fosse in lingua sarda, io ho molti utenti che non sono sardofoni, quindi non tutti l'hanno ascoltata, però i sardi assolutamente mi hanno sentito. Ecco, Antonella è una delle due che mi ha intervistato, quella con cui insomma ci siamo trovate in affinità linguistica, perché poi abbiamo scoperto di essere entrambe sarcidanesi, quindi tornava anche la nostra variante linguistica. Ed eccoci qua, poi ci siamo avvicinate perché vabbè, niente, la Terra aveva deciso che doveva andare così e ci siamo assolutamente avvicinate. Io volevo chiederti attualmente quindi quanto sei attrice, quanto sei raccontastorie, quanto sei radiofonica in questo senso, cosa stai combinando in questo momento? Allora, dunque, sono un'attrice che cova perché sto covando da alcuni anni ormai un lavoro di narrazione su un'artista sarda veramente poco conosciuta che mi ha chiamato, perché a me succede così, molte volte vengo proprio chiamata da persone o da figure che non ci sono più e sento che la loro voce deve essere ancora ascoltata e quindi per caso sono imbattuta in una sua autobiografia e sono rimasta folgorata, veramente folgorata, perché alcune cose mi hanno richiamato il mio vissuto, altre no, ma lei ha avuto una capacità di scrittura così importante, per quanto la sua espressione artistica non fosse la scrittura, che insomma mi ha affascinato e quindi ci Ho sto capito lavorando. chi è, adesso ho capito chi è. Ti sto seguendo da un po' cercando di capire di chi stessi parlando. Adesso invece ho capito chi è, Perché forse, però, non è detto, però forse vediamo eh. in privato, penso No, non no, no, svegliamo no, 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 niente. no, no. Non vedo l'ora di vedere il lavoro direttamente, non vedo l'ora di vedere il lavoro. Comunque, Anche io perché riguardo questa cosa che viene chiamata, assolutamente penso che sia qualcosa di molto importante, no? Perché comunque in questo canale qua è capitato spesso di parlare con degli artisti. Uno nello specifico che è il mio amico Dagon Lorai, che anche lui è multitasking, è un grafico, un illustratore, ma è anche un artista musicale, è anche un attore, quindi anche lui assolutamente ha questa visione molto olistica, diciamo, dell'arte. Abbiamo sempre definito l'arte come l'arte e l'artista come un medium, cioè uno strumento che riporta la creatività, diciamo, sotto una chiave che diventa personale, ma in termini proprio di fruizione, e sono appunto sei uno strumento che divulga e contemporaneamente fruisce anche di quella stessa arte. Quindi questa cosa che ti abbia chiamato un personaggio con tutto il suo carico di arte ti conferma totalmente in questo ruolo di medium artistico energetico, diciamo, no? Cosa pensi? sì, 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 è assolutamente così. Oltre a questo, appunto, questo lavoro che sta covando, attualmente sto facendo un lavoro che tecnicamente non ti so neanche spiegare, cercherò di farlo, poi magari mi viene in mente il termine in inglese, ma stiamo facendo una sorta di animazione, ehm, motion capture, penso che si chiami, quindi indossiamo, sono con due miei colleghi, Renzo Cugis e Lele Pittoni. Con Renzo Cugis ho lavorato per moltissimi anni perché insieme abbiamo fatto i doppiaggi, siamo colleghi nei laboratori di lingua sarda che faccio nelle scuole, insomma c'è un'amicizia molto, molto profonda, una super stima reciproca e anche molto, molto gioco. E quindi insieme a Lele mi hanno trascinato in questa avventura e quindi praticamente mi trasformo in un cartone animato al quale do voce e corpo. E poi a novembre, a metà mese, verrà presentato ufficialmente la traduzione di un libro di Dino Buzzati che
che abbiamo fatto, insomma, tradotto in sardo, però in ripeto, lingua questo. sarda, perché ecco, in mezzo a tutto questo c'è anche questa questione, cioè che non è soltanto che parla il sardo perché è sarda, ma è anche esperta di lingua sarda. In che senso? Nel senso che in Sardegna abbiamo bisogno di parlare il sardo più di quanto si pensi, soprattutto Mm, nei contesti pubblici e assolutamente nei prodotti culturali. Ne abbiamo assoluto bisogno perché ovviamente tutta la questione dei prodotti culturali di qualunque livello italiani hanno un po' soppiantato la nostra capacità di utilizzare la lingua e soprattutto di costruire realtà attraverso la lingua. No, io la dico sempre questa cosa quando parlo di lingua sarda, anche se divento noiosa, però Placido Cherchi diceva che il sardo problematizza la realtà, no? Anche proprio soltanto con l'utilizzo che fa del sardo, ma probabilmente c'eri anche tu il giorno che l'ha detto in pubblico davanti a tutti, perché ci siamo incontrate lì le prime volte. Lui diceva proprio che si capisce anche dal lessico, dal modo di utilizzare il sardo, da come è strutturata la nostra lingua, quanto problematizzi la realtà, quanto mette in discussione la nostra realtà e la nostra esistenza, e anche la capacità poetica che ha la nostra lingua, che si sta perdendo perché si sta perdendo la capacità anche di vedere la profondità dell'esistenza, no? Un po' per la tecnologia, un po' per l'urbanizzazione, un po' per tanti motivi, la globalizzazione. mm. Si sta perdendo questa capacità, quindi sicuramente il tuo ruolo in questo senso è anche molto importante con i bambini, l'utilizzo della lingua. Come stai lavorando tu? Come ti trovi con i bambini? Io mi trovo benissimo perché i bambini amano il sardo fondamentalmente, i bambini sono tutti curiosi e ovviamente qualsiasi informazione per loro è ricchezza, soprattutto se viene mostrata in modo, diciamo, non canonico, tra virgolette, ma magari attraverso il gioco o attraverso degli stimoli, diciamo, alternativi, tra virgolette, ma spesso succede un qualcosa di molto divertente. Che i bambini, appena mi sentono parlare in sardo, dicono: Ma noi il sardo veramente non lo capiamo. Poi magari gli do delle indicazioni e loro le fanno automaticamente. Sì, immagino. Eh, Infatti ti volevo chiedere quello. Ne hai trovato bambini sardofoni, proprio sardofoni? Ti è capitato? Pochissimi, Pochissimi, è vero? pochissimi perché mi capita sia di fare i laboratori nelle scuole in piccoli centri, ma soprattutto nelle scuole dell'Interland Cagliaritano, dove magari c'è qualche bambino che ha i nonni magari dei Sbidasa e che magari parlano con loro in sardo e hanno un buon livello di comprensione. Alcuni di loro addirittura mi hanno anche riportato alcune parole proprio del loro paese, tipo come si chiama la fragola, che loro chiamano mura de terra, per dire certe cose proprio molto Bellissimo. belle e dove ovviamente i nonni hanno fatto da tramite per questa piccola grande conoscenza. Però ti dico, io sono stata da questo punto di vista. Oddio, no, l'abbiamo persa. Forse l'abbiamo persa. O sono io che mi sono persa? Non lo so, non lo so. Ah, no, no, voi mi vedete a me, quindi non sono io che mi sono persa, è Antonella che si è persa. Niente, vabbè, le sfighe tecnologiche oggi non scherziamo, ragazzi, non scherziamo per niente. Allora, proviamo a vedere eh, come... Ok, è caduta, sicuramente tornerà. Nel frattempo, cosa dirvi? Parlare di Antonella, soltanto raccontare quello che fa nella vita ci porta via praticamente tutta la puntata, nel senso che è una persona assolutamente molto attiva, io la reputo eh, assolutamente parte del mondo intellettuale sardo, con una grande competenza sia linguistica che assolutamente artistica. E poi affronteremo anche tante cose, anche di altro tipo. Ma Antonella è tornata. Stavo parlando male di te, Anton, nel frattempo. Vabbè, tanto poi
tanto poi ti ascolto e scopro tutto. Io ti stavo mandando un messaggio perché è mancata un attimo La la luce, luce. vero? Sì, non capivo Sì. infatti cosa fosse successo, poi se fossi caduta, ok? Niente, stavo parlando malissimo di te, di quanto non ti sopporto, insomma, l'ho dovuto fare giusto perché mi è toccato, ecco, Certo, è di restituirti moda. esatto, restituirti il favore perché mi hai invitato in radio e vabbè, dai, ti invito su YouTube, allora diciamo E così. vabbè. Allora, no, stavo dicendo invece in realtà che soltanto a raccontare, insomma, quello di cui ti occupi ci potrebbe passare tutta la puntata, nel senso che sei una persona che veramente si occupa sì di molti, diciamo, di molti aspetti, di molti argomenti, ma anche approfondisci proprio ogni aspetto che poi vai a toccare anche lavorativamente parlando, ma comunque io ti ritengo personalmente un punto di riferimento dal punto di vista intellettuale, lo sai, l'ho sempre detto, e Grazie, mi piaceva anche dirlo pubblicamente. Viva le donne come te. grazie, grazie. Eh, ci tenevo a dirti questa cosa. Abbiamo parlato di identità e di arte. Tu come sei riuscita? Lo vediamo attraverso la lingua sicuramente, però dentro di te come sei riuscita a creare un buon connubio proprio tra identità e arte? Cioè, quanto l'essere sarda e la tua consapevolezza della tua identità sarda è stato una, diciamo, una spinta e quanto invece a momenti è stato, insomma, un blocco in questo senso. Allora, diciamo che è stato un percorso di consapevolezza, perché appunto magari sì, come dicevamo, cresci in un determinato ambiente, ricevi certi stimoli anche dalla scuola, quando è mancata la luce, vi stavo dicendo che sono stata proprio fortunata perché ho avuto un insegnante che proprio ci faceva utilizzare il sardo anche alle scuole elementari, io scrivevo già in sardo e sapevo che il sardo era una lingua, quindi non avevo quel senso di inferiorità quando lo utilizzavo, ma anzi era un pregio conoscerla, qualcosa di cui essere fiera e consapevole. È stato, diciamo, un percorso che è partito dall'infanzia, poi durante anche gli studi, pian piano, gli studi universitari, il fatto di aver vissuto alla casa dello studente, dove proprio sono entrata in contatto con altre parti della Sardegna, perché la Sardegna è proprio un continente, e quindi a una certa ora scattava il canto a tenore, a una certa ora sentivo qualcuno che nei bagni cercava di suonare le launeddas. Ehm, è stato veramente un'immersione in una dimensione, per quanto fossi a Cagliari, ho incontrato lì la Sardegna e anche gli studi universitari. Paradossalmente, tutto questo è stato rafforzato dal fatto che sin dall'infanzia ho avuto dei contatti con delle persone straniere, che comunque venivano dalla Francia, dall'Irlanda. Poi dopo ho iniziato a fare proprio del volontariato con un'associazione internazionale, quindi avevo amici, ho ancora amici in tutte le parti del mondo, in America, in Irlanda. Il fatto di scambiare, no, la tua cultura con un'altra mi ha arricchito da un punto di vista culturale perché ho conosciuto mm, vari modi di rapportarmi anche con gli altri, però ha acuito proprio la consapevolezza della ricchezza nella quale io ero immersa, nella ricchezza culturale, storica, antropologica e quindi da una parte mi è mancato il non studiare fuori dalla Sardegna, però in un certo senso ho fatto di necessità virtù, perché ho detto qui c'è tanto materiale, tanta ricchezza, fammi approfondire un po' questa cosa. Cosa ti è mancato esattamente dello studiare fuori? Cioè, ti è mancato proprio il fatto di andare fuori e vedere altro in termini proprio anche culturali e di persone? Oppure ti è mancato proprio una struttura di base in termini veramente Mm. accademici, ecco, in questo senso? Allora, mi è mancato, come ti posso dire, c'è una certa leggerezza
e dei contatti che sono fondamentali in un lavoro artistico, perché ovviamente in un lavoro artistico tu ti nutri quando l'altro crea qualcosa ed è interessante proprio vedere come gli altri possono creare, non solo in un modo. Ed è vero poi che al contempo in Sardegna c'è tanta ricchezza, ma c'è anche tanto provincialismo e questo ancora ce l'abbiamo. Tant'è che io ho fatto una sorta, un misto, diciamo così, ho bypassato un po' le scuole, tra virgolette, o il teatro, italiano e la mia formazione infatti è avvenuta con dei maestri stranieri. Il mio maestro teatrale più grande, il maestro più grande per me è stato Coco Leonardi, che comunque era sì, gli antenati erano italiani, ma lui è nato e cresciuto in Argentina, oppure Rena Mirecka, che è stata la prima attrice di Grottoschi. Quindi, anche se ero qua in Sardegna, sono riuscita ad avere una formazione non italiana, senza nessuna offesa. Poi il teatro italiano l'ho incontrato dopo perché ho studiato con Francesco Rigo, che è un grandissimo attore che adesso non c'è più e che si era formato allo Stabile di Genova. Però ecco, sono arrivata al teatro italiano, tra virgolette, una volta che avevo già una formazione teatrale psicofisica strangia, straniera. Sì, sì, sì. In questo senso sei riuscita comunque a bypassare la questione del provincialismo, perché ovviamente avendo una struttura italiana ti avrebbe fatto sentire in uno stato di inferiorità, perché qua appunto Sì, non c'era quel tipo di... esatto, esatto, perché mi sentivo molto a disagio quando mi interfacciavo con un certo tipo di teatro, proprio mi sentivo molto a disagio, quindi questo mi faceva chiudere ancora di più. Ed è la questione della subalternità culturale sarda rispetto all'egemonia culturale italiana. Purtroppo lo viviamo veramente nel nostro Mm. quotidiano. Senti, riguardo il bilinguismo, quindi tu sei sardofona dalla nascita, nel senso a casa tua parlavano il sardo? A casa mia parlavano sia sardo che italiano, magari mamma forse mi parlava più in sardo, comunque anche mamma mi parlava sia in sardo che in italiano, prevalentemente forse in sardo e babbo un po' più in italiano. Però mamma dice che le mie prime parole sono state in sardo perché ho iniziato molto presto a parlare e lei mi raccontava che io dicevo, non è che non dicevo mamma, dicevo ah mamma, Ah, cioè mamma! ah mamma. Fantastico! Proprio a Sassarda, capito? Ah mamma. Ah, mamma, meraviglioso, fantastico. Eh sì, ma va bene, comunque secondo me è molto importante crescere nel bilinguismo. Adesso, al di là di tutte Sì. le resistenze che possiamo avere con la cultura egemone italiana, io da un punto di vista cognitivo, da un punto di vista della visione della realtà, sinceramente lo trovo una cosa molto positiva il fatto che si cresca nel bilinguismo. Qua nel mio paese capita spesso che ci sia uno dei genitori che addirittura è straniero, quindi crescono con tre lingue questi bambini. L'italiano che imparano a scuola, il sardo che imparano a casa da un genitore, e magari la lingua, non so, della Romania, della Bielorussia o insomma di tanti altri posti che imparano da l'altro genitore. Io la trovo una cosa Sì, meravigliosa, sì, sinceramente. è una grandissima fortuna. Nella vita più lingue si conoscono e meglio è. Ma ti dirò di più, il fatto di conoscere il sardo, ad esempio, non mi mette a disagio quando vado nei paesi ispanici, perché ho già automaticamente un ottimo livello di comprensione. Poi parlare è un'altra cosa, però già parti agevolato che comunque capisci. E ricordiamo che lo spagnolo è una delle lingue più parlate, si parla molto l'inglese, ma anche lo spagnolo. Però ti dico, ad esempio, mio padre era comunque affascinato anche dalla cultura italica, diciamo così. Negli ultimi anni di vita lui si era riletto tutti i Promessi Sposi, per dirti. Quindi da questo punto di vista sono stata fortunata. Anche secondo me la cultura è cultura, non, Sì, 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 sì. al di là di tutto proprio. Senti, approfondendo di più appunto la questione dell'arte come medium, come energia,
Tu pensi che nell'espressione artistica ci sia anche un aspetto interiore, profondo di percorso personale? Come vivi questa cosa del percorso artistico? Lo vivi come anche una formazione dal punto di vista interiore? Allora, assolutamente sì, tenendo conto poi del fatto che, ad esempio, io non ho figli, ma ogni progetto artistico è come un figlio, non un figlio di carne, ma è comunque un progetto, un qualcosa che tu fai e che metti nel mondo. Per questo, quando lavoro, cerco di non creare qualcosa di banale o superficiale, per quanto magari possa essere divertente, c'è bisogno anche di leggerezza nella vita, nel quotidiano. Però ogni opera è un qualcosa che resta e che deve avere una sua finalità, una sua importanza, non può mai essere un qualcosa che tu metti e che lasci così senza pensare alle conseguenze, cioè come le parole sono importanti, ogni parola ha una sua conseguenza e anche quello che creiamo ha una conseguenza nel mondo e nelle persone. Non bisogna fare pipì usufate e lasciauso, diciamo, no? Fatti e lasciati al mondo. Io la penso come te, perché Mm, comunque ogni volta che collaboro alla creazione di un libro, quindi poi andrà in stampa, io lo vedo un po' come anche figlio mio, un po' anche le levatrici hanno questa idea, no? Che ogni bambino che nasce è un po' anche figlio loro in questo senso. E non è una questione di possesso, è proprio una questione di energia creativa che si lancia nel mondo con uno scopo, con un obiettivo, che è un intento sicuramente armonico, di crescita. Proprio per quello ti chiedevo quanto appunto ogni volta che nasce un lavoro, ogni volta che decidi di essere tramite della tua arte, tu pensi di stare facendo un percorso interiore profondo, toccando proprio anche questioni spirituali in questo senso. certo, ogni volta che poi mi approccio ad un lavoro, un'idea, pian piano quel lavoro o quel progetto mi porta appunto a scoprire cose di me, cose del sacro, cose, anche fatti, eventi storici. È sempre un percorso di arricchimento culturale che poi dopo comunque condividi con gli altri. Assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Quindi il tuo concetto di spiritualità è ovviamente slegato dalle istituzioni. L'hai detto, sei cresciuta a Pane e Santa Vittoria, Pozzo Sacro di Santa Vittoria, quindi assolutamente è una spiritualità che è libera, indipendente in questo senso, immagino. Allora, ma sì e no, perché comunque sono cresciuta in una famiglia molto cristiana, molto cristiana e quindi sinceramente questo mi va molto bene, nel senso che ci sono certi precetti, certi esempi anche che io ho visto in famiglia che ho fatto miei e che non mi dispiacciono assolutamente. E appunto, tornando al sincretismo, io non vedo nessuna separazione tra il considerare, anche perché appunto tornando sempre a Santa Vittoria, sono cresciuta con il Pozzo Sacro e la chiesa bizantina davanti nello stesso posto, quindi voglio dire, questo sincretismo tra pagano e cristianesimo, cioè ci sono cresciuta assieme, non mi dà nessun fastidio e non ho nessun contrasto, ecco, dentro di me. E poi ci sono alcune figure come San Francesco, che comunque sono un punto di riferimento per me. Nella mia famiglia ho sempre visto esempi di questo tipo. Per dire una sciocchezza, mio padre aveva sempre gli spiccioli per fare l'elemosina quando ci fermavamo nei semafori. Era, cioè, come sono stata cresciuta con l'idea che
devi comunque condividere con gli altri un po' della tua ricchezza, che può essere appunto, anche se non è una ricchezza materiale, ma devi comunque dare qualcosa anche agli altri. Questo Assolutamente, anch'io non ho alcun risentimento dal punto di vista istituzionale di tutto il sistema cattolico, proprio perché credo che appunto in Sardegna abbiamo fatto un gran lavoro di sincretismo, cioè una volta che tu sincretizzi determinati elementi, così come riesci a sopportare lo Stato italiano, puoi sopportare anche lo Stato Vaticano tranquillamente, nel senso che cioè, fa parte della nostra realtà. Poi ovviamente ci sono dei limiti che sempre non vogliamo che si superino, però in un certo certo. senso non sono gli elementi sostanziali quelli che ci infastidiscono. Quindi non è la cultura, non è Manzoni, non è Dante, così non è il Nazareno, non è la figura di Maria, eccetera, eccetera. Sono altre questioni di potere che avendo una visione circolare dell'esistenza, mal sopportiamo. È, diciamo, la piramide, l'idea di potere piramidale che non riusciamo a sopportare più che altro. Qua vedo già commenti, chi dice che hai gli occhi da strega, sappilo. Non ho mai detto che hai gli occhi da strega. Grazie. È un bellissimo complimento, occhi da strega. Caspita, Quanto- bellissimo. Beh, c'è Manu, la mia amica che abita a Firenze, ma è di origine bergamasca, ma anche un po' di Puglia dentro di sé, perché le mie amiche, le mie sorelle ovviamente sono tutte particolari Eh, profondamente, certo. se no che gusto c'è. Dice, molto triste l'autorazzismo sull'accento, sardi e bergamaschi su questo sono simili, assolutamente, assolutamente. Cioè, proprio, ma secondo me è proprio Sì. quando diciamo un'etnia o comunque una popolazione è molto in armonia, in connubio con la terra, con la Mm, natura, mm. poi scatta questo tipo di meccanismo, cioè quanto più si ha un rapporto buono con la terra, tanto più verrà visto come qualcosa di retrogrado, qualcosa di primitivo, qualcosa di poco evoluto, eccetera, Certo. eccetera. Questa è proprio una dinamica che ormai vediamo in tutto e per Sì, tutto, sì, sì, sì. ovunque. Ma ti dirò di più. Allora, questo dell'accento sardo, o comunque della dizione, eccetera, è una cosa sulla quale io ho dovuto proprio lavorare. C'è da dire che quando parlo io, che sono Antonella, sono sarda e parlo come voglio. Se ovviamente ho un personaggio da interpretare, allora applico la cosiddetta dizione, che però ovviamente è una lingua neutra che in realtà in Italia non parla nessuno, giusto un po' di attori e giusto dei doppiatori nel momento in cui fanno un doppiaggio. C'è però un aspetto che appunto sottolineava la tua amica, è che ci sono degli attori che hanno palese, anche non comici, perché allora se sei un attore comico brillante, l'accento puoi averlo. Se invece sei un attore, insomma, diciamo, un attore normale, non comico, non brillante, se sei sardo, l'accento sardo non lo puoi avere. Se invece sei umbro, toscano, milanese, romano, allora l'accento lo puoi avere, perché io li sento, li vedo gli attori che recitano, non hanno mica tutti la dizione perfetta, quindi noi sardi dobbiamo avere per forza la dizione perfetta, gli altri se ne possono pure fregare, cioè tu pensa che io sono stata chiamata per seguire la dizione di due attrici famosissime perché si sentiva la loro inflessione. Sì, ma infatti non vedo Per tutto dire. questo problema, per esempio, per l'accento romano, per l'accento, cioè anzi c'è anche un po' il gusto, no? Di Sì, sì, mettere anche gli attori l'intercalare. che tu vedi, poi per carità, io ritengo che cioè, se stai facendo Shakespeare o Molière non può avere l'accento cagliaritano, assolutamente, o comunque un accento, cioè nessun accento, ok? Però, però questa differenza di trattamento si nota moltissimo, eh. Sì, 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 sì. Sì, no, no, è vero, l'ho visto anch'io questo aspetto qua. Riguardo all'arte, certo, per avere, diciamo, per essere più distaccati possibili dal testo, cioè essere veramente tramite, Mm, probabilmente è necessario sì, non sì, sì, sì. interpretarlo anche dal punto di vista sonoro, no? Mm. Forse, non Allora, lo so.
ti dico questa cosa, ti dico due cose. Allora, una è che appunto con una collega con la quale abbiamo fatto il doppiaggio dei cartoni animati, anche lei ha detto, uff, meno male che sono in sardo perché non mi devo sforzare per stare attenta all'addizione, perché ovviamente è un qualcosa che tu devi controllare, ci vuole tanto esercizio, perché altrimenti risulti finta. Mi è successo poi ad un festival di, e quindi dal quel punto di vista lavorare in sardo mi permette una maggiore tranquillità. Uno. Due, quando sono andata ad un festival e ho avuto il piacere e l'onore di collaborare con due artisti fantastici che sono Serge Pei e Chiara Mulas. Serge, che è un poeta straordinario di lingua francese, ha utilizzato il suo testo in francese e quindi io ero la sua ombra utilizzando l'italiano. L'italiano è in certe parti anche il sardo. Tutti quelli che mi hanno visto, soprattutto una giornalista bravissima e soprattutto onestissima, la mattina dopo a colazione mi ha detto: Guarda, Antonella, però io te lo devo dire, quando tu parlavi in sardo eri molto più potente. Lo so, ormai infatti anche io ho visto pubblicamente quando dico in sardo e in italiano, ma che lo dica a fare, perché proprio tutti sardo, sardo, così, perché esprimiamo il nostro aspetto più interiore. Infatti qua parte la mia domanda che volevo farti. Tu pensi in italiano o in sardo? Bella domanda. Di la verità però, perché io lo so che tu pensi in sardo, perché fai così e poi dopo rispondi quando devi rispondere in italiano. Quando devi rispondere in sardo, cioè proprio vai dritta, quindi io lo so Sì, che tu parli in sardo, però sicuramente, sì. cioè, pensi in sardo, però sicuramente in base al contesto ti tocca fare, cioè fermarti un attimo e riformulare il Sì, concetto. oppure certi argomenti li penso in italiano. A volte me lo sono chiesta, a volte ogni tanto mi fermavo, ma sto pensando in sardo o in italiano, soprattutto quando ho iniziato a fare attenzione all'inizio ci pensavo. Ehm, e quindi probabilmente certe cose le penso in sardo, soprattutto quelle più, altre magari le penso in italiano, tipo qualcosa appunto, materie che ho studiato e che la cui conoscenza ho acquisito e appreso in italiano, allora le penso in italiano, Sì, penso sì. così, di avere questo sdoppiamento. Sì, anche E ti io dirò, penso che quando si tratta di questioni intellettuali e di metodo, anche a me mi scatta proprio l'italiano, la struttura italiana, quando invece poi si sì, tratta di considerazioni sulla realtà, anche profonde, interiori, lì assolutamente scatta il sardo. mm, sì, perché certe cose comunque le hai studiate, le hai lette solo in italiano. Cosa stanno dicendo? Manuela sta chiedendo, ma sognate in sardo o in italiano? Questo è bellissimo. Dipende, se sogno Antonella sogno in sardo, sicuro. Se sogno altre Guarda, persone in italiano, no, ma è vero, adesso a parte gli scherzi, io per esempio non credo che mi sia mai successo di sognare i miei nonni. Per esempio, io con mio nonno materno parlavo tendenzialmente in italiano. Eppure nei sogni parliamo sempre in sardo, sardo. non parliamo mai in italiano. Mai, mai, Vedi? mai. Magari dice qualche parola che proprio serve per descrivere qualcosa di specifico e serve che sia in italiano, ma altrimenti proprio le cose in sardo, assolutamente. E poi Mm, dipende sempre dal contesto. A volte mi sono anche resa conto di sognare lingue non meglio conosciute, cioè di mm, svegliarmi di mattina e dire, ma cioè, sì, erano sì, suoni che io traducevo, ma sì, 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 sì. come quando da bambino sentivi delle lingue straniere che per la prima volta non riuscivi proprio a capire neanche che tipo di lingua potesse essere. Sì, Mi dà sì, sì, quella beh, sensazione. in sogno a me è successo di parlare lingue sconosciute, facendo spaventare chi dormiva con me nella stanza. Eh, però, ad esempio, in famiglia, con mio fratello maggiore, io ho sempre solo parlato in italiano. Con il
fratello più piccolo, più vicino a me per età, ho sempre solo parlato in sardo, cioè se gli mando un messaggio in italiano, a me sembra proprio strani, cioè a volte glieli Stai mando in bene? italiano. Della serie, stai bene? Tutto a poco? Cosa ti è successo? Che stai È parlando raro, cioè, stesso? no vabbè, tipo l'esodo, oh, cioè... Sì, sì, sì. E anche questo è segno un po' dell'evoluzione appunto della questione linguistica anche all'interno delle famiglie, o di quanto ci sia stata una repressione o demonizzazione del sardo. Mm. Sì, sì, sì. Io mi rendo conto, per esempio, di utilizzare la lingua sarda quando sto facendo richieste profonde interiori, tipo preghiere di quelle profonde, anche verso me stessa. Non riesco a formulare. Inizio magari che la sto formulando in italiano perché magari me la sono scritta e quindi volevo che avesse quell'intento specifico, soprattutto, diciamo, quando ero più giovane. Adesso invece mi rendo conto se lascio andare quel desiderio viene formulato assolutamente in sardo. Magari sono anche solo due o tre parole chiave, non per forza Mhm, un intero certo. discorso, però sono immediate, non è tutto quel giro di parole che avrei fatto in italiano, hanno un suono specifico, hanno Eh una... sì, arrivano prima. Ma ti dirò di più, adesso mi hai fatto ricordare una cosa a proposito. Durante il training, la formazione attoriale, abbiamo fatto un lavoro psicofisico molto importante, nel senso che praticamente per un anno intero abbiamo lavorato ad uno spettacolo teatrale che si svolgeva tutto di corsa. Noi eravamo in scena per 30 minuti circa di corsa, cioè stavi correndo, il tuo personaggio veniva ucciso, eliminato con uno sparo, cadevi a terra, ti rialzavi ed eri un altro personaggio. Quindi per arrivare a fare 25 minuti di corsa con cambi di velocità, intensità, eccetera, eccetera, cadere, rialzarti, recitare nel frattempo che stai correndo, c'è stato tutto un grandissimo lavoro di training psicofisico. Quindi noi, prima di iniziare le prove, da 5 minuti di corsa siamo arrivati a fare un'ora di corsa, poi dopo che facevamo un'ora di corsa entravamo dentro, facevamo lo stretching e poi iniziavamo le prove, sempre di corsa. Allora, io detesto correre, però era un lavoro questo che volevo fare, soprattutto volevo avere quel tipo di formazione perché era quella che volevo. E quindi mi ricordo che nei momenti proprio di sforzo più grande, perché dopo che inizi a correre 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti, alla fine non ne puoi più, io mentalmente mi cantavo tutto il rosario in sardo. Tutto, ovviamente, secondo la tipologia del tuo paese, mica come dire, è Chiaro, chiaro, giustamente. chiaramente, chiaramente. Questa cosa poi ci sono arrivati, lì al momento sai quelle cose che ti vengono proprio in automatico, che cioè, non è una cosa che tu decidi, "Ah, adesso mi canto interiormente il rosario. No, proprio così. A Montserrat, ho l'immagine a Monserrato correndo nelle strade, perché poi salivamo su sopra in questo spazio molto grande dove avevamo tutto lo spazio per fare le prove. Io mi facevo tutto il rosario in Ma, sardo. sì, ma assolutamente ha un effetto calmante come poche cose nel mondo, eh. Cioè, io, a me solo il rosario mi ha salvato, per esempio, dai dolori e dall'allattamento di mia figlia. Non c'è stato altro. Cioè, potevano, ho una martellata in testa definitiva, oppure mi salvava solo il rosario, quindi lo capisco benissimo, perché ha un effetto, non te lo so, non so, secondo me produciamo delle sostanze particolari, non so spiegare, anche un effetto un po' cambio di coscienza per certi versi, no? Sì, sì, perché comunque mentalmente stai attento al ritmo, perché comunque è un rosario cantato, stai attento al ritmo e quindi la tua mente è concentrata su quello che comunque cantare è una cosa piacevole, anche se lo fai interiormente, e la sofferenza e lo sforzo fisico in un certo senso passa in secondo piano. Interessante, molto interessante. Allora, qui qualcuno mi ha chiesto qualcosa. Eh, Può essere una qualche reminiscenza il fatto di parlare altre lingue in sogno? Questa cosa non si sa se è una reminiscenza di qualcosa di altre vite
oppure se attraverso l'onirismo hai proprio la possibilità di essere multidimensionale, quindi chissà che cosa Sì, stai chissà. Non sono stata interpretando. registrata, ci vorrebbe qualcuno che magari ci registra. Poi adesso non so, forse non lo sto più facendo, mi succedeva spesso durante l'adolescenza. Mm. E Sì. quindi sì, magari dovremmo essere registrate, se qualcuno ci registra, anche se mi aiuto, potrebbe, può essere inquietante. Inquietante, esatto, esatto, non lo so, forse è meglio lasciare Il dubbio. nell'ignoto, esatto, esatto, meglio lasciare nell'ignoto. Qualcuno chiede, quando siete molto arrabbiate, sardo e italiano, da arrabbiate è impossibile parlare in italiano, io non mi sono mai arrabbiata in Assolutamente. italiano, mai, mai, né le espressioni di gioia profonda né le espressioni di rabbia, la rabbia men che meno, è impossibile, cioè Mm, io mm. proprio se anche quella che canalizzi, cioè la rabbia quella che riesci a gestire, eccetera, però quella per riuscire a gestirla, quella frase in sardo bella tagliente la devi dire, non per forza Sì, parolacce, ma quella cosa che è quella sì, lì sì, e sì, basta. sì, Se no è impossibile, assolutamente. impossibile da gestire. Senti, a proposito di lingua, eccetera, io ti volevo chiedere questo, ma riguardo alla comunicazione moderna, tu come ti trovi i mezzi di comunicazione moderni? Cioè, pensi che siano il fatto che ci siano tantissimi dispositivi elettronici, i social, tu pensi che la comunicazione perda in questo senso, che insomma sia da un lato buono, però che perda un po' di sostanza? Allora, sì e no. Sì e no, perché i social sono uno strumento, dipende sempre da come li usi, offrono tantissime opportunità, come ad esempio anche questa in questo momento. C'è da dire che ovviamente c'è tutta una parte ben cosciente che la utilizza in modo superficiale, costruendo tutta la narrazione su dei pensierini, su delle frasi, e riducendo la lettura e l'analisi del contenuto a delle cose proprio super semplici. Questo un po' lo sto notando e lo sto osservando, ma penso che non dipenda soltanto dai social. I social da questo punto di vista stanno facendo il loro compitino, però anche i programmi, io appunto sono più grande di te, quindi ho fatto in tempo a conoscere una televisione che educava e che dava contenuti, che ti appassionava ai racconti e ti stimolava alla lettura dei romanzi, dei classici, dei capolavori e che quindi era estremamente educativa e invece adesso sto vedendo proprio la deriva, la deriva che ovviamente le ultime generazioni prendono come metodo di comunicazione, come ti posso dire, come esempio, come modulo. Anche programmi dove la gente si parla addosso, che io ho sempre ritenuto essere una cosa estremamente maleducata. In televisione prima non lo vedevi mai, adesso invece è diventato il quotidiano e quindi c'è un'educazione al non ascolto dell'altro. Quindi il social sta facendo il suo compitino, ma sta facendo il suo compitino anche la televisione, un certo tipo di televisione e un po' anche la scuola, un po' anche la scuola. Mm. Quindi Sì, 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 sono d'accordo. Io vedo anche questo che, insomma, dipende molto da quanto sei capace di comunicare e ascoltare. Sui social bisogna usare delle tecniche specifiche per riuscire a comunicare veramente. Attraverso i video devi fare la stessa cosa. Il problema è quando, appunto, come stai dicendo tu, passivamente subisci tutta mm, la stimolazione di informazioni e di anche sensoriale in questo senso, lì diventa veramente un sovraccarico a quel punto, no? sì, sì, ma anche subliminale, perché poi passano anche un sacco di cose che magari non percepiamo, ma che comunque ci vengono.
E quindi tu somministrate. che tipi di prodotti culturali ami in questo senso? Cioè, ti piace, sei una radio amatrice, visto che fai anche, lavori anche alla radio, proprio, cioè, per esempio, la radio che è considerata molto retro, eh, senza l'audio, se c'è l'audio senza video, no? Invece io la trovo una cosa molto affascinante, prima di tutto perché ti Sì, permette di sviluppare altri tipi di sensorialità. E poi ti permette di fare anche più cose contemporaneamente, mentre ascolti la radio, puoi fare tantissime altre cose. sì, 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 sì. Allora, la radio è proprio magica, è proprio Mm. una cosa bellissima. Io ne sono sempre stata affascinata. E, essendo un insonne, o comunque una persona che ha molta difficoltà, nel prendere il sonno, addormentarsi, per me, era una cosa quotidiana ascoltare soprattutto i programmi notturni. Quando c'era Rai Stereo Notte, proprio li ascoltavo, era per me il nutrimento quotidiano. Ti dico che paradossalmente, adesso che ho iniziato a lavorare con la radio, l'ascolto meno e anche perché dipende un po' da quello che fai, come dicevi tu, perché la radio ti permette poi di svolgere altre attività e quindi magari quando faccio dei lavori più manuali, creativi, assolutamente la radio è accesa, ma se devo fare dei lavori di concentrazione metto giusto una musica classica o comunque una musica senza parole. A livello di fruizione, uno dei miei soprannomi che mi è stato dato dal mio amico è Donna Episodia della serie. Scusate, questa doveva esplodere fragorosamente. Ah, e quindi sei anche tu, ti piace la compulsività del... Terribile, anche Assolutamente, io sono così, assolutamente. Sì, sono terribile. allora, sono cresciuta comunque con gli sceneggiati televisivi, assolutamente, certi, quelli proprio vintage, che io non lo so, a casa mi prendevano in giro e dicevano, ma tu hai le memorie prenatali perché li guardavo, boh, ho dei ricordi proprio di quando ero piccolissima e quindi me li riguardo No, tutt'oggi no, perché ci sono. esci il nome di queste robe trash che guardavo, dillo, le vogliamo sapere. Ma non sono trash, Ah, assolutamente. ok, ok. Beh, ci sono i capolavori di Daniele Danza, che era un regista televisivo che ha fatto tanti sceneggiati. E poi, ad esempio, mi piaceva moltissimo e li ho riguardati poi da adulta, Il segno del comando con Carla Ah, ma Bravina. non stai parlando di roba seria qua, No, non stai no, è roba parlando di seria. roba, ah sì, roba seria. Roba Sì, seria. sì, sì. Roba seria, pure il ritratto di donna velata, insomma, queste cose, oppure Esp con Paolo Stoppa, insomma, ma anche altri lavori molto belli con Adolfo Celi, insomma, c'erano delle cose proprio molto, molto belle. E quindi adesso soprattutto poi durante il periodo della pandemia, dove eravamo tutti a casa, questa cosa si è accentuata ancora di più e sono una divoratrice di serie TV. Addirittura ho fatto anche un corso di sceneggiatura, un training camp ho fatto l'anno scorso a Torino perché ho buttato giù un soggetto per una serie, perché mi stavo scimmiando che volevo fare una serie sarda. Ah, mi piace, questa cosa mi piace moltissimo. Quindi anche prodotti, diciamo, abbastanza commerciali che però abbiano dei significati che a te interessano, perché magari in quel momento ti stai occupando di quel punto di Sì, ti vista. dirò, ci sono certe piattaforme, allora anche quella è una forma per carità, di divertimento, ti rilassi, stacchi un attimino, però ti permette comunque di conoscere altre culture. Ad esempio, ho trovato una serie coreana bellissima, ehm, di ambientazione storica e che mi ha dato delle informazioni che non avevo, perché tutte le mie conoscenze sulla Corea, arrivavano sino agli anni 50, quando c'era stata la guerra di Corea, quindi Corea del Nord, Corea del Sud, però sapevo una cipalippa. E lì invece ho avuto delle informazioni storiche, informazioni culturali,
c'erano delle citazioni di una poetessa meravigliosa, infatti sono andata via scartabellare, chiedevo alle mie amiche come si chiama, in quale puntata è, quella è la 8 al minuto 102, e quindi ci sono dei prodotti più trash, assolutamente, ma ci sono, cioè, si trovano delle cose anche Sì. proprio molto interessanti. A livello linguistico, poi ugualmente io ascolto tutto rigorosamente in lingua madre e quindi sentire anche il suono del coreano, lo spagnolo, le ascolto così, anche l'inglese, e questo aiuta comunque, aiuta. Assolutamente, assolutamente sì. Il problema delle serie TV è che a volte sono troppo, veramente troppo lunghe, non c'è più sostanza, in fin dei conti. Magari Sì. l'argomento iniziale poteva essere anche interessante, poi diventa veramente quello è quando si mette di mezzo, diciamo, la Mm. questione di Pro- vendita, lì a quel punto. propaganda. La Eh, questione è anche propaganda perché, ad esempio, ci sono delle serie veramente molto, molto belle, dei piccoli capolavori che ovviamente hanno catturato l'interesse di un grosso pubblico, tipo la terza, le prime tre serie, un capolavoro, una meraviglia, la quarta e ultima serie, veramente un flop, cioè proprio pollice verso totale, perché magari si è voluto usare per questioni di propaganda e di... sì, 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 approfittando per rilanciare Certo, determinati ma noi ce ne argomenti. accorgiamo. Mm. Sempre, bisogna sempre avere lo sguardo critico in questo senso, cioè mai fruire così in modo subire, ecco, mai subire, Mai subire, mai subire. sempre in modo critico. Allora, ascolta, io adesso volevo farti delle domande un pochino più specifiche prima di chiudere. Mi piacerebbe sapere da te quanto è importante il linguaggio non verbale, quindi sia il linguaggio del corpo, ma anche tutto ciò che insomma si riesce a esprimere semplicemente in modo, diciamo, questo è un termine banalizzato, però in modo energetico, diciamo, no? Da un punto di vista proprio sensoriale, ecco. Tu dai grande importanza perché è una tua deformazione professionale o è una tua deformazione professionale perché gli hai sempre dato grande importanza? Sei proprio Marzullo adesso, ma tanto mi hai capito. Cioè, veramente. Allora, penso la seconda. Penso la seconda, ma penso anche di essere stata in un certo senso guidata in questo, o comunque che la vita mi ha proprio messo in quel binario, in quella direzione. Perché ti spiego, la questione del corpo e della comunicazione non verbale, perché è nato in Sardegna, ovviamente è molto importante, perché c'è proprio un'attenzione a questo che viene già nel momento in cui tu danzi, in cui tu stai ballando il ballo sardo, che viene chiamata una danza di tensione, nel senso che tu hai il controllo del corpo e un estremo controllo dei piedi. E poi è successo che, vabbè, poi vivendo in un paese, in un piccolo paese, ovviamente hai da subito un approccio di questo tipo, già dai 3 anni in su, anche per imitazione degli adulti, ma poi la vita mi ha portato proprio in quella direzione perché da bambina, siccome a casa mia tutti i miei fratelli facevano judo, anch'io volevo praticarlo e nella visita di controllo mi trovarono un problema cardiaco. Quindi non mi fu permesso di fare judo e mi mandarono a danza classica. Ta-ra! Ovviamente lì è iniziato il mio percorso artistico ufficiale, perché poi per fortuna ho avuto la grandissima fortuna di avere come insegnante, soprattutto i primi anni, una grandissima ballerina che mi ha fatto amare la danza e soprattutto l'ascolto del corpo, il concetto di disciplina, di ascolto e di ripetizione sino a quando non si arriva a un risultato perfetto. Perché comunque il tuo corpo esprime, il tuo corpo disegna nello spazio. Successivamente poi
avendo fatto, come ti raccontavo, degli studi teatrali dove il corpo era fondamentale, perché appunto se correvo 3 ore, lavorando e studiando con determinati maestri, ti rendi conto che l'attore non recita solo con la voce, ma con tutte le cellule del suo corpo, tutte, 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 proprio tutte. Ho fatto poi anche degli studi di mimo, che volevo partire a Parigi a fare mimo, ero proprio Fantastic. impazzita. È una cosa bellissima quello che tu puoi fare con il corpo. Ho fatto teatro, danza, eccetera. E quindi sì, questa è una costante. Non so se ho risposto Sì, alla tua. sì, riguardo alla questione, invece la questione energetica, cioè proprio la questione di, diciamo, utilizzare l'empatia a un punto così profondo da comprendere quello che poi sta provando l'altra persona in assenza di linguaggio non verbale in termini di linguaggio del corpo proprio o di linguaggio propriamente detto, quindi sonoro, eccetera. Ma tu dici riferito al pubblico che ti segue? Anche, sì, anche in questo caso, cioè, o anche non solo al pubblico, ma anche proprio all'interno delle situazioni lavorative. Cioè, se in questo senso, diciamo, tu hai trovato Mm. beneficio lavorando nel mondo attoriale, ma in realtà nel tuo percorso artistico, intendo dire, proprio in tutto il tuo percorso artistico, se ti sei reso conto di aver sviluppato di più questo tipo di sensibilità, ecco, in questo senso. Sì, quello sì, assolutamente, assolutamente perché a parte, ehm, a parte quello che tu puoi avere a livello innato oppure per un background culturale dal quale vieni, eccetera, eccetera, quando lavori in un certo tipo, lavori proprio a livello sensoriale molto, 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 molto forte. Il training attoriale è basato soprattutto sull'apertura dei canali e sul fatto che tu possa avere una percezione di te stesso, dell'altro e dello spazio a 360 gradi. Infatti alcuni esercizi vengono chiamati sensoriali, soprattutto quelli che vengono da Stanislavski, perché tu ti crei una realtà che proprio non c'è. Ma paradossalmente anche quando tu racconti, ad esempio, una formula di teatro che a me appassiona, che ho approfondito e ho studiato moltissimo, è il teatro di narrazione. Ma il buon narratore è quello che si fa il film in testa e poi lo racconta agli altri. Perché la narrazione è questa, in Quindi sostanza. vediamo che in fin dei conti la visione classica dell'attore, classica intendo dire proprio per come è nato, no? In termini di commedia greca, eccetera, che era una visione sacra dell'attore, cioè l'attore aveva un ruolo sacro, era Certo, sacerdoziale come sì, ruolo, e sì, in fin dei conti rimane sempre profondamente, cioè per quanto l'abbiano venduta, l'abbiano banalizzata, l'abbiano ridicolizzata, insomma, insomma, si sono impegnati, per rendere e l'attore qualcosa di banale. In realtà certo. poi quando uno invece fa un percorso veramente interiore, portando avanti questo tipo di ruolo, effettivamente era vera la visione dei greci, insomma. Sì, la visione dei greci che poi torna poi dopo, più avanti, anche in altri drammaturghi, in altri registi. Pensa a Yeats, ad esempio, al quale io mi sono molto appassionata, che vabbè, era un esoterista, insomma, una figura molto particolare, che però ha ripreso proprio la sacralità dello spazio teatrale. In tempi moderni, tra virgolette, a parte Grotowski, che appunto ha fatto un lavoro ancora più approfondito di questo tipo, dove l'attore era in contatto anche col suo parateatro, eri proprio in contatto anche con la natura, con tutto quello che ti circonda. Perché l'attore, come dicevi tu, è uno strumento, quindi presta il suo corpo, la sua essenza, il suo spirito ad essere plasmato o comunque a diventare un ricettore che poi a sua volta rilascia agli altri.
Poi vabbè, c'è anche nel Medioevo il dramma sacro, voglio dire, Sì. le sacre rappresentazioni, e quindi diciamo che il lato più, come ti posso dire, superficiale è stato ed è un po' l'ego dell'attore che viene pompato perché diventa Sì. immagine, però c'è... La superficie, no? Il ruolo e basta, cioè solo il ruolo Sì, senza tutto quello che spinge per essere un ruolo con una funzione, ecco, è solo il sì, fa ruolo, parte. l'apparenza, bellino, la cosa bellina, cioè belloccio in questo senso, gradevole da un punto di vista estetico, con i canoni che vanno di moda in quello spazio-tempo specifico, bla bla bla. Sì, sì, sì. E invece poi dietro c'è tutto il lavoro profondissimo. Domanda a bruciapelo. Attore preferito? Daniel Day-Lewis. Ok. Effettivamente, brava Antonella. Antonella, brava, siamo d'accordo. Ah, cosa pensa Antonella di Jodorowsky? Mi chiedono dalla regia. Beh, penso che mi ha salvato la vita Jodorowsky. Viva Iodo. Dal punto di, credo che Sì, ti voglia chiedere dal punto di vista proprio della drammatizzare cioè la psicomagia per intenderci, sì, sì, no? sì, sì. Sì, Ci hai lavorato tu, al di là del tuo percorso personale, hai provato anche, insomma, a metterlo in campo in qualche modo. allora, io ho ancora un atto psicomagico che devo finire di completare perché non ho lavorato, non ho conosciuto direttamente Jodorowsky, ma ho avuto la grande fortuna di conoscere e di fare un percorso con Antonio Bertoli, che purtroppo ha lasciato questo piano temporale, e con il quale ho lavorato sul mio albero genealogico, perché comunque già in precedenza avevo letto praticamente tutti i libri di Jodorowsky, ripeto, non è uno scherzo dire che mi ha salvato la vita. Mi era Sì. successa una cosa proprio molto importante, era un periodo proprio brutto della mia vita, ero indecisa se fare una cosa o meno, insomma, ve la faccio breve. E d'improvviso, mentre passavo davanti a una libreria, la mia libreria preferita, ho visto un suo libro in vetrina, sono entrata e l'ho preso e mi sono buttata nella lettura e il mio stato vitale è cambiato completamente Mm. da così a così, perché ero Sì. proprio, cioè, proprio molto giù psicologicamente. E, e quindi sì, non so se ho risposto alla Sì, sì, domanda. credo Ecco. di sì che Manu abbia percepito e intercettato sicuramente la funzione di ciò che hai voluto dire. Comunque concordo con te, anche io non mi vergogno a dire che Jodorowsky mi ha salvato la vita perché mi è successo esattamente come a te, cioè in un momento veramente terribile della mia vita sono arrivate come, non so, acqua che pulisce tutto il tuo ambiente interiore fondamentalmente, cioè come quando veramente ti decidi ad aprire le finestre dopo giorni di malattia, che è tutto buio, tutto Mm, mm, puzza, mm. tutto chiuso. Anche a me ha fatto quell'effetto lì, Jodorowsky. Poi sì, lavorare secondo la sua logica non logica non è sempre facile. Però, insomma, un po' ti aiuta e ti insegna a seguire anche la tua capacità istintiva, no? Di Sì, drammatizzare la tua realtà e quindi di lavorare sui tuoi traumi fondamentalmente. Io almeno l'ho assolutamente. vissuta così anche psicomagia, cioè da allora in poi quando c'è qualcosa su cui voglio lavorare me lo drammatizzo io piuttosto che insomma Sì, andare a ma poi cercare per forza la struttura di Jodorowsky, no? In questo sì, senso. sì, 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 ma poi allora quello che è importante è il concetto che a volte determinate crisi vengono perché tu ti devi evolvere della serie, cioè o dimorisi oppure cresci e a volte la vita ti dà delle sberle così. Un altro invece, adesso te insomma ci arrivo io senza che tu me lo chieda perché adesso mi è venuto in mente, è stato Gurdjieff, che in realtà non ho studiato e approfondito tanto quanto Jodorowsky, però ho letto
ho letto il suo primo libro, un periodo proprio mi sono appassionata, perché poi soprattutto ho avuto la grandissima fortuna e opportunità di fare un seminario anche bello lungo e interessante sulle sue danze. Bello, questo, vedi, questa è una cosa interessante. Quindi tu sai, cioè conosci le danze sacre di cui parla Gurdjieff? Sì, le ho fatte, le ho vissute, ma la cosa più bella è che lì ho capito proprio il concetto del qui e ora, perché la consegna, quando tu fai le danze sacre di Gurdjieff, è che uno, non le puoi ripetere a casa tua, quindi la tua mente non è obbligata, cioè non va automaticamente a cercare di memorizzare perché allora la devo imparare e dopo le riutilizzo quando mi faccio il training oppure quando lo faccio fare, insomma, tutto quel meccanismo, quindi te la fai al momento, non la puoi ripetere a casa, non la puoi far vedere a nessuno, Dai, anche fighissimo. se sono uscite fuori, attenzione, perché poi dopo io, dopo che ho finito di farle, mi sono resa conto che alcuni movimenti mi erano arrivati tramite un train teatrale fatto con un maestro, vabbè, quindi qualche cosa sfugge sempre perché ci sono stati comunque dei video che lo aveva permesso di fare, eccetera. Ma la cosa meravigliosa è che lui non solo ha fatto le danze, quindi questa sorta di coreografie, ma ha scritto la musica eh, e la musica deve essere suonata dal vivo da una persona che ha studiato direttamente con un suo allievo. Mm. E quindi io ho fatto questo seminario laboratorio facendo le danze sacre con la musica suonata dal vivo con questa musicista che si era formata in questa scuola. Ed è stato super, molto bello, proprio un'esperienza fortissima. Intensa, intensa, bello. Sì, Sì, qualcosa è sfuggito perché comunque se guardi sì, anche su internet ci sono delle cose, ma adesso vabbè, al di là dei movimenti specifici, sicuramente l'idea di per sé che è molto molto interessante, no? Il qui e ora, come dicevi tu, ma anche io penso che quello che mi arriva di più quando penso alle danze sacre sia anche come posso dire, la specularità. Non ti so spiegare, come se ci fosse una sincronizzazione della dualità interiore attraverso uno specchio dei movimenti. A me arriva molto questo aspetto qua e lo trovo molto intenso, veramente molto molto sì, sì. intenso. Sì, lui sicuramente ha fatto tutto uno studio micidiale tra la musica, il movimento, il fatto anche che fosse suonata dal vivo, quindi non registrata, capito, tutto questo influisce. Anche il fatto, a me poi è piaciuto moltissimo che fosse una cosa che tu devi tenere per te, Mm. che non devi mostrarla perché è preziosa, perché adesso siamo, cioè tutto deve essere replicato, tutto deve essere mostrato, tutto deve essere esibito e invece lì è qualcosa di prezioso, di sacro che deve essere salvaguardato. Quindi qualcosa sì è uscito, però insomma, poi vai a ricordarteli tutti i movimenti. Certo, certo, ma è la base poi, no, di tutto l'esoterismo e di tutta la conoscenza Mm, esoterica che è il silenzio fondamentalmente. Quindi questo aspetto qua anche io lo trovo certo. veramente super affascinante e super Ma interessante. infatti io sono stata molto contenta quando tu hai fatto come si dice, il preview che hai messo Battiato che amava Gurdjieff. Ma io non lo so, mi ha ispirato questa cosa. Non sapevo esattamente cosa pensassi di Battiato, te lo dico sinceramente, non è capitato che ne parlassimo, No, no, però mi no, è no. sembrato quello più Sì, adatto, sì, sì, infatti ho detto, sinceramente. ah, guarda cosa ha messo. Tra l'altro c'è una canzone bellissima, un brano, più che una canzone bellissima che è Un oceano di silenzio Sì, di molto Battiato, che bello, molto, meraviglia. molto, Mm. molto, molto bello, veramente molto bello. Guarda, abbiamo detto veramente le cose, secondo me, più importanti perché con te dovremmo rimanere tipo fino a domani mattina, troveremo cose di cui parlare sicuramente.
Quindi niente, ti ringrazio veramente per aver partecipato a questa live, per averci raccontato tutte queste belle cose che anch'io sono stata affascinata perché abbiamo parlato di tante cose, poi invece quando strutturi un'intervista vengono fuori, insomma, le cose anche insomma, più succulente, più... in conclusione, io ci tenevo a dire questa cosa, fare un breve accenno sulla questione della speculazione energetica, nel senso che ci siamo ritrovate anche compagne di lotta, io Sì, Antonella, quindi stiamo lavorando nel gruppo comunicazione del Comitato Sarcidano, stiamo collaborando insomma con altri comitati e niente, cioè, in conclusione sigilliamo questo nostro incontro di oggi dicendo anche questo, che siamo sempre in piena, diciamo, spinta verso la difesa del nostro territorio, quindi tra donne sarcidanesi sarde assolutamente c'è un grande connubio. eh sì, assolutamente. Non bisogna abbassare la guardia, non bisogna dimenticare, non bisogna lasciar perdere perché tutti noi veniamo al mondo per uno scopo ben specifico. Come diceva anche Gurdjieff, il più delle volte noi non siamo noi stessi, rispondiamo magari a degli stereotipi e quindi ognuno di noi deve fare un attimino un esame di coscienza, e qui lo dico dal punto di vista, la religione cattolica mi ha insegnato questo, a essere sempre onesta con la mia anima, con la mia coscienza. Cosa ho fatto io? Cosa ho fatto io oggi? Cosa sto facendo nella mia vita? Perché non voglio fare agli altri quello che non voglio che venga fatto a me stessa. Cosa faccio in questa Assolutamente. terra nella quale sono nata? Ho delle responsabilità. La mia coscienza deve essere pulita, mi devo guardare allo specchio ogni giorno. Io quindi spero che ogni sardo attui questo stesso atteggiamento e si ricordi che siamo di passaggio, che questa terra ce l'abbiamo in prestito momentaneamente e che poi un giorno faremo i conti con qualcuno che è più in alto di noi, quindi Sì, meglio sono d'accordo, abbiamo la responsabilità di tutte le generazioni future, abbiamo la tre l'altre. responsabilità di io sento molto forte un grande voto che il sardo ha fatto con la sua terra, perché mi sembra evidente che ci sia stato diciamo, un giuramento profondo tra il sardo e la sua isola, quindi non lo Sì, so, penso di dover combattere per tutto questo. Poi ovviamente non sono molto sicura di fare sempre tutto giusto giusto, nel senso che, come per diceva carità. anche Laura Fezia, l'unica certezza è il dubbio, no? Nel senso che Sì, comunque assolutamente. fatti sempre delle domande, però insomma mi sento molto spinta da un obiettivo che è assolutamente quello di difendere appunto il legame che c'è tra la nostra identità e la nostra terra, quindi la cultura, l'arte, tutte le espressioni che ci sono in questo connubio qua, questo sicuramente. E in Antonella ho trovato una grande alleata, assolutamente, che veramente grazie di esistere, te lo dico Grazie a proprio, te. Anch'io ho proprio trovato una super alleata e sono troppo anche contenta, io, veramente. veramente, veramente tanto. Allora, saluto tutti quelli che ci stanno seguendo. Grazie per averci seguito. Lo so che mi avete fatto molte più domande di quante ne ho posto ad Antonella, ma vi assicuro che anche io ne ho dovuto reprimere parecchie, perché sennò dobbiamo rimanere fino a domani mattina. Io non ho guardato cosa hanno scritto, quindi Però vi prometto che faremo ci sarà un'altra occasione se Antonella avrà la voglia e insomma l'interesse a partecipare. Stavo già pensando che mi piacerebbe presentargli Dagon perché li voglio vedere come si comportano un artista multitasking con un'altra artista multitasking. Sono proprio curiosa di vedere, ce li metto a combattere l'uno contro l'altro, che sarà bellissimo perché cosa esce fuori? sicuramente sì, sì, esattamente, quindi mi piacerebbe davvero tanto. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, ti ringrazio anche a te Antonella, grazie di cuore. Grazie a te, A prestissimo, grazie di tutto. grazie a In te, buona. grazie a tutti. Grazie, ciao. Ciao, ciao.